Caorle, donna muore investita sul lungomare Trieste. Il corpo trovato da alcuni passanti che hanno tentato di soccorrerla. I carabinieri cercano l'auto pirata. Lotta tra la vita e la morte, uno studente di 13 anni travolto da un furgone mentre percorreva in bicicletta il tratto tra via Udine e la provinciale 93 a Portogruaro. Prima acqua alta autunnale in piazza San Marco a Venezia. I disagi sono stati contenuti, ma commercianti e residenti chiedono che il Mose venga alzato anche sotto i 130 cm di marea. L'esasperazione dei residenti di Campo Santa Margherita, denunciano spaccio, abuso di alcolici, vandalismo e schiamazzi fino a notte fonda. Appello al comune e alle forze dell'ordine. Parla il nuovo primo cittadino di Chioggia, Mauro Armelao, ex segretario del sindacato di polizia FSP, che ha vinto il primo turno con il 55,6%. Sarò il sindaco di tutti, dice. Ad Olo, larga vittoria di Gianluigi Naletto. L'ex sindaco reggente promette continuità di amministrazione dopo la scomparsa prematura a gennaio scorso del primo cittadino Alberto Polo. A Musile di Piave, Quarto d'Altino, riconfermati i sindaci uscenti della Lega. Claudio Grosso e Silvia Susanna parlano delle politiche da mettere in atto nel secondo mandato. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Apriamo dunque con la cronaca, con la tragedia che si è consumata a Caorle, dove un'anziana è stata investita sul lungomare Trieste. I carabinieri cercano ora l'auto pirata che l'avrebbe investita. Il corpo a terra sul ciglio della strada, a trovare la donna a 67 anni, alcuni passanti che si sono fermati ed hanno tentato di soccorrerla. Ma per Benedetta Gallo non c'era più nulla da fare, falciata da un'auto che non si è fermata. Immediatamente è stato dato l'allarme. Sul posto gli uomini del SUEM 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. La tragedia è avvenuta intorno alle 7:30 sul lungomare Trieste a Caorle. Le indagini ora sono affidate ai carabinieri di Caorle e all'aliquota operativa di Portogruaro. La vittima, residente in città, stava facendo una passeggiata come sembra facesse ogni mattina, una camminata sul lungomare, una strada a senso unico che soprattutto in questo periodo non è così trafficata. Benedetta è stata investita da un'auto, su questo non sembrano avere dubbi gli investigatori. Sul corpo della 67enne ferite e contusioni compatibili con un incidente stradale. Non solo, ma anche l'esame del medico legale avrebbe accertato la morte violenta. Ora saranno visionate le registrazioni delle videocamere di sorveglianza della zona. L'automobilista, una volta identificato e rintracciato, sarà indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso. La strada è stata chiusa al traffico per diverso tempo. La morte della donna ha subito fatto il giro della città. Il sindaco neoeletto Marco Sarto ha saputo della tragedia. Siamo costernati, ha detto. Io conoscevo personalmente questa persona, era molto conosciuta a Caorle. Mi stringo attorno alla famiglia in questo lutto gravissimo. E un altro gravissimo incidente nel primo pomeriggio di oggi a Portogruaro, dove verso le 14:15 un ragazzino di 13 anni, mentre era in sella alla sua bicicletta, è stato travolto da un furgone nella trafficatissima via Udine, nei pressi dell'incrocio con un'altra provinciale, la 93. Il ragazzino, prima ricoverato a Portogruaro, poi elitrasportato d'urgenza a Padova, è in gravissime condizioni, sta lottando in terapia intensiva tra la vita e la morte. A chiamare i soccorsi la donna alla guida del furgone, ora in stato di shock. Sul posto fino a tarda sera 2 pattuglie della polizia locale portogruarese. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro avvenuto quando il ragazzino, che abita nei pressi del luogo dell'incidente, sembra stesse rincasando da scuola. Prima acqua alta autunnale in piazza San Marco a Venezia. I disagi sono stati limitati, ma commercianti e residenti chiedono ora che il Mose venga alzato anche sotto i 130 cm di marea. Alle 10:30 la fila di turisti in attesa di entrare al Ducale faceva già il giro del palazzo. Ma la coda per visitare l'antica sede del Doge e delle magistrature veneziane non è l'unica cosa che sta crescendo stamattina a San Marco. Il Mose è fermo e dai tombini l'acqua inizia a sgorgare, prima timidamente, poi più decisa, fino a sommergere gran parte della piazza, compresi i cantieri dei lavori per difendere la basilica proprio dall'acqua alta e che per l'acqua alta si devono fermare. Allagati sono anche i plateatici dei caffè davanti alle procuratie vecchie, dove sotto i portici l'acqua lambisce le saracinesche abbassate dei negozi che hanno chiuso per il Covid. I passanti sprovvisti di stivali devono camminare sulle passerelle, ma poteva andare anche peggio.
Siamo stati fortunati, le previsioni sono state a ribasso, questa volta ci è andata bene. Disagi per chi cammina, disagi per le attività delle procuratie vecchie che comunque sono sotto acqua per circa 10 centimetri. Però appunto meglio del previsto, non come l'8 dicembre dell'anno scorso. Non sempre la piazza avrà la stessa fortuna. L'area marciana è una delle più basse di Venezia. Per allagarsi le sono sufficienti 83 centimetri. È andata sotto persino ad agosto, figuriamoci ora che arriva l'autunno. Per questo qui non era stata ben accolta la notizia che in fase sperimentale, cioè fino al 31 dicembre, il Mose si sarebbe alzato soltanto con maree superiori ai 130 centimetri. Abbiamo avuto dei messaggi positivi, finalmente si inizia a pensare ai cittadini, a chi lavora in città e chi si muove in città, quindi parlare di 110 centimetri che comunque non sono sufficienti perché, lo abbiamo detto tante volte, le opere complementari non sono nemmeno state iniziate, significa comunque salvare buona parte della città, una differenza di oltre il 30% di territorio che non va sotto acqua tra 110 e 130 centimetri. E restiamo in centro storico a Venezia perché sono esasperati i residenti di Campo Santa Margherita, uno dei centri della movida veneziana, letteralmente assediati in casa ogni sera, denunciano spaccio, abuso di alcolici, schiamazzi fino a tarda notte e vandalismi. Perché hai messo i vetri antisfondamento? Perché se vengono qua di notte, vengono con bottiglie e altre cose, alle 2 o 3 di notte si chiede di poter dormire. Cosa succede? Prendono la lattina oppure la bottiglia e te la tirano dietro e se hai il vetro sfondano il vetro e ti rompono e ti viene la bottiglia addosso. È capitato? È capitato e ho messo i vetri antisfondamento. Una volta ho ripreso un ragazzo ben piazzato che stava orinando su una porta e la sua risposta è stata quella di tirare fuori una catena e ho cominciato a girarla e sono dovuto scappare. Settimana scorsa si è arrampicato uno sul primo finestra del campanile qua di Roccato in mezzo a una folla osannante. Sembrava di essere allo stadio, cantavano, ma erano in 50. Ho telefonato, adesso veniamo, no ma stiamo andando verso Cannareggio. Chi non conosce bene Venezia forse avrà qualche difficoltà a riconoscerla in questa veste. Sono le voci e le testimonianze dei residenti di Campo Santa Margherita, cuore della movida veneziana assieme alla fondamenta degli Ormesini e alla zona della pescheria di Rialto. Solo a Santa Margherita si contano circa 40 locali tra bar e ristoranti, sorti uno accanto all'altro, che richiamano centinaia di giovani a volte fino a notte inoltrata. Il campo diventa il centro di fare quello che ognuno vuole, quindi puoi suonare una tromba da stadio, puoi portarti un amplificatore e sparare la musica a più alto volume e nelle cali limitrofe bisogni e spazio. L'alcol ormai è una cosa di uso e consumo per tutti, tanto lo vendono a tutti. La droga non ne parliamo. Abbiamo chiamato un sacco di volte il 113, i carabinieri, i vigili, non c'è stato alcun intervento costruttivo. La mattina dopo le nottate più movimentate, Campo Santa Margherita e le calli vicine sono un campo di battaglia. Mi trovo a dover fare uno slalom in mezzo a 1 milione metri cubi di immondizia e soprattutto deiezioni umane. Qui è zona di nessuno. Brugnaro abita in campagna, mi dispiace per lui che abita in campagna e ha detto anche che qua siamo Venezia ecosostenibile, ma è mai venuto? Se vuole lo ospito anche a casa sua, a casa mia, che venga qui a dormire. Siamo alla politica con l'analisi dei risultati del voto delle amministrative in Veneto. La politica appunto in primo piano anche durante la conferenza stampa del presidente Zaia, che torna sui presunti contrasti interni alla Lega. Non esistono due Leghe, dice il governatore, e poi nel punto stampa ha anche aggiornato sulla situazione Covid in Veneto. Non ci sono due leghe, la Lega è una sola, dopodiché c'è dibattito, ma è logico che ci sia, perché un amministratore ha un campo di visione, un osservatorio che è diverso da quello di un segretario. Lo ripete come un mantra Luca Zaia all'indomani delle amministrative 2021. Non esistono due leghe, dice ai giornalisti, smentendo anche ricostruzioni di un imminente regolamento di conti ai vertici. È affidabile la fonte che dice che Giorgetti, Zaia
cospirano perché Federica vada a fare il segretario. Cioè, io boiate ne ho viste tante, lette tante, ma così mai. Io non vorrei che sia più un'aspettativa di qualcuno a vedere casino che, come si può dire, un impegno da parte nostra. Poi scandisce a chiare lettere. Io questo impegno in regione lo voglio portare avanti, punto. I numeri del voto però rimangono ostinati. La Lega vince, anzi stravince in Veneto, mentre arranca altrove nello stivale a partire dalle grandi città. Ma anche qui il governatore getta acqua sul fuoco, ricordando come i leghisti non abbiano mai conquistato davvero le metropoli. Eppure gli errori, soprattutto nella scelta dei candidati da Milano a Napoli, ci sono stati, come ammesso dal leader Salvini nelle scorse ore. Penso che Salvini ieri abbia fatto una considerazione corretta. Portare i candidati all'ultimo minuto non è una gran roba, a meno che tu non arrivi lì con la star, cioè, capito? Cioè, quando entrava Vareni all'ippodromo, cioè arrivava per ultimo, tanto vinceva la gara, non gli serviva a fare tante sgambature, cioè era Vareni. Ma l'analisi di Zaia va oltre la Lega, ci sono l'azzeramento, testuali parole, dei 5 Stelle e il travaso di voti da Forza Italia, Fratelli d'Italia, una partita per il ballottaggio ancora da giocare e non solo nella sua Conegliano. È in questo clima che si continua a parlare di autonomia. Si può fare per gradi, questo è poco ma sicuro, cioè 23 materie in un giorno non te le possono dare. E questo è un segnale che voglio anche dare, ma è altrettanto vero che ci deve essere scritto che quello che è scritto deve essere solido, deve essere autonomia. Politica per una volta prevalente sui temi del Covid, forse anche questo un segno di normalità in un quadro epidemiologico e dei ricoveri in costante discesa. Su tutto l'annuncio che dal 1 novembre si parte con la possibilità del doppio vaccino. Faremo in combinata, insomma, salvo controindicazioni, quindi c'è la possibilità di fare la terza dose e l'antinfluenzale, in particolar modo pensate alle case di riposo e gli over, no? E gli anziani che vogliono mettersi in sicurezza hanno questa opportunità. È tutto su base volontaria. E allora vediamo com'è andata un po' nei comuni veneziani questo voto. Iniziamo da Chioggia, dove Mauro Armelao è il nuovo sindaco. Un dato storico, la vittoria del centrodestra che si è presentato compatto. Grande entusiasmo a Chioggia per la vittoria del centrodestra che si è presentato compatto con il candidato Mauro Armelao, il segretario del sindacato di polizia FSP, che ha vinto con il 55,6%. Lucio Tiozzo con il PD si è fermato al 19,5%, mentre i 5 Stelle con Daniele Stecco hanno tentato di continuare il lavoro di ferro, ma raggiungendo il 9%. Faccio i miei complimenti a Armelao che ho conosciuto. Chioggia sarà felice di conoscere questo sindaco, un ragazzo in gamba che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare, le idee chiare, e farà bene per Chioggia. Fra l'altro è un risultato a Chioggia che letteralmente azzera i 5 Stelle che 5 anni fa in pompa magna annunciavano la presa del Veneto iniziando da Chioggia. Mi sa che si sono fermati a Chioggia. Vittoria al primo turno per Armelao, che sarà il sindaco tra la gente. Dopo tantissimi anni Chioggia è tornata ad avere un sindaco della Lega, ecco, quindi è un successo importante per il partito ma per tutto il centrodestra, ecco, perché sarò il sindaco di tutti, non solo del centrodestra ma anche di quel 43%, 44% che ha votato gli altri 5 candidati. Finalmente i chioggiotti avranno un sindaco tra la gente, che è quello che interessava a loro, infatti è stato premiato il nostro progetto. Molti i progetti da attuare nell'immediato. Negli ultimi 5 anni Chioggia è stata abbandonata dalla politica, tant'è che l'astensionismo è un dato che mi fa riflettere. Dovrò ovviamente far decollare questa città, dovrò far ritornare Chioggia ad essere protagonista come negli anni addietro, e c'è bisogno di tutti. Lavorerò per far squadra chiaramente con tutte le categorie economiche della città e vorrò incontrare in prima battuta ovviamente tutti i dipendenti comunali. E agli avversari Armelao dice: chiederò di incontrare anche loro, perché anche loro, ripeto, rappresentano una parte della città. Vorrò chiedere a loro quali erano le loro priorità per la città e condividere anche le scelte importanti per la nostra comunità. Da Chioggia a Dolo, dove è stato riconfermato il sindaco reggente Gianluigi Naletto di Area Liberale. Con il 53,28% dei votanti, Gianluigi Naletto, sindaco a Dolo.
51 anni, una laurea in pedagogia, eletto con 4.630 voti, ovvero il 71,75% delle preferenze. Con la Civica Liberale, che guarda centrosinistra, strizzando un occhio a Forza Italia, città gentile. Continuità dunque per l'ex sindaco reggente dopo la scomparsa prematura a gennaio scorso del primo cittadino Alberto Polo. Un onore, una grande responsabilità, ma soprattutto un coronamento di un percorso che con Alberto abbiamo costruito insieme ad altri amici e amiche da 6 anni a questa parte. E ora avanti, determinati, decisi a completare quello che era proprio frutto di un'azione sinergica con Alberto, ma anche ad implementare con le tante novità all'insegna dell'innovazione e della gentilezza. Dolo, capitale della Riviera del Brenta, e lo sarà veramente. 11 consiglieri eletti nella sua lista. È una soddisfazione perché tutti hanno lavorato veramente superando le singole parti affinché fosse il tutto la parte più importante. Seconda la lista di centrodestra con l'avvocato Fabio De Rossi, che si è fermato al 17,29%, ovvero 1.116 voti. Testa a testa per il terzo posto tra la Civica Dolo Città della Fiducia di Carlotta Vazzoler, che ha raggiunto il 5,45% di preferenze con 352 voti, superata sul filo di lana da quella del Ponte del Dolo, con candidato sindaco Emilia Zen, già assessore alla cultura, che ha ottenuto 355 voti, pari al 5,50%. A Musile di Piave e Quarto Daltino riconfermati i sindaci uscenti con la Lega che fa il bis. Come è trascorso questa prima notte da sindaco riconfermato? Riposando. Finalmente riposando. Ma devo dire molto bene, i festeggiamenti ci sono stati, ma sono anche finiti abbastanza presto e poi sono tornata a casa dai miei bambini, mi sono rilassata e ho dormito molto bene. A Musile di Piave, così come a Quarto Daltino, riconfermati i sindaci uscenti, rispettivamente Silvia Susanna, 49 anni, una laurea in economia e commercio, e Claudio Grosso, 50 anni, architetto, entrambi della Lega. È stata una risposta forte, importante da parte dei cittadini di Quarto Daltino, che mi hanno confermato sostanzialmente gli stessi numeri di 5 anni fa. Sappiamo bene che riconfermarsi è molto più difficile che vincere alla prima battuta, alla prima prova, perché c'è sempre la prova dei fatti che dà il metro di misura alla gente per giudicarti. Claudio Grosso, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ha ottenuto il 50,36% di preferenze con 1.816 voti. Dalle elezioni Caterina Pagnin, supportata dalla Civica Insieme Possibile di centrosinistra, conquista a Quarto Daltino 3 seggi. Infine Cristina Baldoni, con la lista Impegno Altinate, 1 seggio senza simboli di partito. A Musile di Piave la sindaca riconfermata Silvia Susanna ha ottenuto 2.584 voti, equivalenti al 51,29% delle preferenze. Candidata del centrodestra unito con Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Sicuramente a livello locale la persona viene valorizzata di più rispetto magari alle compagini politiche, più che altro perché ci si conosce tutti, sono paesi nostri, sono paesi piccoli e quindi direi che la persona ha un ruolo determinante. A mio avviso comunque anche l'appartenenza ad un partito politico e la scelta di dire questo, quindi di presentarsi come lista di appartenenza a più partiti, è stata una scelta vincente. 2 i suoi candidati avversari, Fabio Mariuzzo del centrosinistra, già consigliere di minoranza con la lista Insieme per Musile, si è fermato al 30,65%, quindi Ildebrando Lava, ex leghista, presentatosi con una formazione a parte, lista Uniamo le Energie per Musile, che comprendeva alcuni ex militanti di partito, ottenendo il 18% dei voti. E adesso i risultati negli altri comuni veneziani andati al voto. Il centrodestra ha avuto la meglio anche a Cavarzere con il 70% dei voti. Dopo 10 anni di amministrazione di centrosinistra con Henry Tommasi, l'avvocato Pier Francesco Munari ha sbaragliato le altre liste. Svolta anche a Fossò, dopo il decennio amministrativo del sindaco di centrosinistra Federica Boscaro. Si insedia al centrodestra di Alberto Baratto con il 54,44% dei voti.
Fiesso D'Artico invece, a fronte del doppio mandato di Andrea Martellato, sindaco di centrodestra, riconferma lo stesso schieramento con l'ex assessore Marco Cominato, che ha vinto con il 62,91% dei voti. Campolongo Maggiore, dopo un mandato del sindaco di centrodestra Andrea Zampieri, che non si è ricandidato, mantiene la stessa compagine con il candidato Mattia Gastaldi, il 45,70% dei voti. A San Michele al Tagliamento vince invece il PD. La lista Idea Comune, cappeggiata dall'ex sindaco Codognotto, cede il passo a Flavio Maurutto con Insieme per il Futuro, che vince con il 52,8%. Procede nel segno della continuità il comune di Vigonovo. Dopo il mandato del sindaco pentastellato Andrea Danieletto, che non si è ricandidato, vince con il 53,3% Luca Martello. Consegnato a Giovanna Botteri il premio giornalistico Paolo Rizzi alla carriera durante la cerimonia nell'aula magna di Ca' Foscari a Venezia, Cadolfin. Vai e racconta tutto quello che vedi. Così Sandro Curzi, storico direttore del TG3, le disse 30 anni fa, inviandola a seguire il conflitto nell'ex Jugoslavia. E da allora Giovanna Botteri non si è più fermata. Entra nelle case degli italiani come inviata dai luoghi caldi del mondo, un volto amico che purtroppo non sempre ci dà notizie piacevoli. Così si legge nella motivazione del premio. Giornalista coraggiosa, coerente con le sue idee, rigorosa nell'informazione, attenta testimone degli accadimenti della storia contemporanea, continua la nota, una garanzia di professionalità, un'autorevolezza conquistata sul campo. All'evento, giunto all'11ª edizione, organizzato dall'associazione Paolo Rizzi, in ricordo del giornalista e critico d'arte veneziano Giovanna Botteri, ha ripercorso le tappe della sua carriera. Con questa notizia termina l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Vi lascio come sempre le previsioni meteo. Grazie per l'attenzione e buona serata. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana lentamente dall'Italia, ma nella giornata di mercoledì 6 ottobre farà ancora sentire qualche effetto sul nostro territorio. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto la nostra grafica evidenzia una situazione piuttosto incerta e infatti avremo temporali piuttosto diffusi un po' su tutte le province. Localmente potranno essere anche di forte intensità. Nel tardo pomeriggio e poi in serata fenomeni in graduale diradamento ed esaurimento. Temperature più fresche, minime tra 11 e 13 gradi, massime comprese invece tra i 15 e i 21 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, dove non cambia la situazione, anche qui piogge ovunque, localmente intense. Anche in questo caso però migliorerà con il passare delle ore. Temperature minime tra 11 e 13 gradi, massime sui 16-18 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo precipitazioni anche intense, ma andrà meglio a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 14 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP.